Oh, va che bello! L'avevi mangiato alter il risotto della Giubiana? Mm, buonissimo, proprio buono. Il risotto con il chili organic. Mm, devo proprio. Cos'è il risotto della Giubiana? In che è l'ultimo giovedì di gennaio in tanti posti si festeggia la Giubiana. Cos'è la Giubiana? Bella domanda. La Giubiana o Giubia, come viene detto in alcuni posti, in alcune località, deriva sia, allora, il termine Giubia, a dire del Francesco Cherubini, che è il nostro punto di riferimento per il milanese, con il suo vocabolario, sapete, composto nella prima metà dell'Ottocento, dice che Giubia è riferito a giovedì o a Giove, evidentemente il giovedì, il giorno dedicato a Giove dai pagani, poi è rimasto anche nel cristianesimo a questo giorno. E Giubia Gras dice può essere il giovedì grasso. Il giovedì grasso, sappiamo, è il giovedì di Carnevale, che naturalmente differisce dal rito romano al rito ambrosiano, perché sappiamo che gli ambrosiani incominciano la Quaresima 4 giorni dopo, però parlano adesso del Carnevale e della Quaresima, se no finiscono più. Sempre sulla Giubiana, allora o la Giubia o la Giubiana, invece è un termine che riguarda sempre il giovedì, quindi il giovedì c'entra, e il che entra ma è l'ultimo giovedì di gennaio, e è un'altra di quelle ricorrenze, di quelle festività, di quelle cerimonie che si collegano con l'uso del fuoco. Noi che abbiamo detto che a Sant'Antoni si fa il falò di Sant'Antoni, quest'anno è mica pure fa la proposta di pissà e ciarini sulla finestra o al balcone. In tanti l'hanno fatta, tanti amici mi hanno detto che hanno fatto questa proposta, sono contento anche per quel che ha messo in giro la notizia, grazie di tutto questa collaborazione. Falò che ci sono anche in altre regioni, in altre date, ricordo per i veneti che bruciano la veccia alla vigilia dell'Epifania. Ora la Giubiana è anche come si può dire, la raffigurazione di una vecchia che appunto viene bruciata, ovviamente un pupazzo, sempre uno di quei simboli del vecchio che finisce, quindi la stagione fredda, la brutta stagione che sta per finire, perché si va verso la bella stagione. E un Digemon quei di fa che a Sant'Agnès curla l'userta per la Chaise, perché siamo nel periodo in cui il freddo pian piano sta diminuendo. Sti di chi fosse le mingavera, perché sembra che torni ancora del freddo, però è chiaro, è una stagione di passaggio. E Giubiana, anzitutto dice in Brianza è viva tuttora la voce di Giubiana come un fantasma, e non sono rari ancora in quel paese coloro che asseverano d'averla veduta, con tutta quella tema che l'ignoranza per una parte e la furfanteria per l'altra sanno ispirare in alcuni uomini. Cioè che Rubini dice ovviamente i fantasmi non esistono e la Giubiana raffigura qualcosa di misterioso, un fantasma. Poi dice sempre che prendendo dal Varun milanese, cioè da uno dei primi scrittori che abbiamo già citato quando abbiamo ricordato il Porta, il Varun Maj Balestrer Tasse Parin Iumenuni de Spalera, che il Porta cita, la dà come definizione anche di spilungone. In Denù che la Giubiana si dice anche per dire una donna mica troppo bella, comunque diciamo, è un titolo non molto, diciamo così, carino da dare a una signora. Però la Giubiana come festa dove questa donna raffigurata come vecchia, brutta, che raffigura poi l'inverno che passa, dice in Gallarate chiamano così, quindi è una tradizione più sul Varesotto, anche se lì si mischia con Sant'Antonio, perché anche a Varese fanno il falò di Sant'Antonio, quindi ci sono, come abbiamo già notato, delle ricorrenze che mischiano sicuramente delle
festività dei riti pre-cristiani e poi dei riti invece dopo con il cristianesimo. In Gallerate chiamano così, con un po' di fantasia, quello che sogliono fare nell'ultimo giovedì di gennaio. Infatti qui dice la chiamano Giobbia o Giubiana o Giubiana o Giobia, ci sono anche varie pronunce. I ragazzi tra giorno e i non ragazzi della sera corrono per strada con gli strumenti detti ghiringhei, tipo campanacci e altri ferragli che fanno rumore, e la sera poi con un falò in piazza impongono fine alla festa. Qui parla appunto di un falò dove appunto verrebbe bruciata la Giubiana. Un po' di anni fa Maven Ciamà si riandà a Garbagnà e anche a Cesar Maderna per spiegare ai bagai che roba chi, e un'altra maestra le aveva tirato fuori un'altra leggenda, diciamo un'altra storia, una tradizione che diceva che la Giubiana era mie del Ginè, e Ginè le Genar, cioè il gennaio, l'abbiamo già citato anche questo, vedete che tutto si lega, e ci fa ricordare appunto che in questo periodo c'erano tanti momenti di festa. Perché nella civiltà contadina, nell'epoca in cui la campagna dominava e dettava i ritmi della vita, era un periodo tutto sommato abbastanza, diciamo, morto per i lavori di stanca e per i lavori della campagna. Ovviamente le giornate erano corte, quindi non è che c'era troppo da fare, faceva freddo, però ecco, c'erano occasioni di festa. E quindi e poi lui a sua volta dice che la Giubiana Grassa appunto o Giubia Grassa è il giovedì di Carnevale, in riferimento alla quale la Giubietta o Giubianin sarebbe quella di gennaio. Quindi in alcuni luoghi ci sarebbe questa differenziazione, o meglio questo legame sempre sul giovedì tra l'ultimo giovedì de Genar e il giovedì Gras. Il giovedì Gras era la festa più importante come momenti dove si fa festa, si mangia, si balla e si beve magari, e quindi la Giubbia de Genar era un po' un momento minore, quasi come l'introduzione. Perché il risotto? Perché appunto in questi nostri paesi molti legano la festività della Giubiana al fatto di fare un bel risotto con la salsiccia, ovviamente quello che stavo provando io poco prima di incominciare la nostra chiacchierata. Ecco che è una bella tradizione. Meno male che sta una mia amica, una persona che mi ha ricordato che dovevi parlare anche di questa roba qui, perché se ridrei pensare domani dopo l'alter in idì della merla, porca misera, a momenti si deve smenticare della Giubiana, che pudaria avesse anche un dì della merla, perché se l'ultimo giovedì de Genar il Fus o il 29 o il 30 o il 31 le ciara che si accavallano. Però quest'anno in Köhle proprio il dì prima di dì della merla. In Köhle anche come santo San Tommaso d'Aquino, un grandissimo santo. Infatti in Köhle più si fa un discorso non filosofico, ma comunque a mo' sulla ragione, sulla fede, sulla scienza, e chi ero lì, e faremo fra un po' di dì, sempre ricordando che è Sant Chi, però in che con la benedizione di nostro santo, e mangiare un bel risotto della Giubiana, dopo bevo anche un bicchierino di quel buon per accompagnare, e vi auguro a tutti una buona festa e buon ultimo di Genar. Ciao a tutti!